Ecco, qui ci troviamo in un punto nevralgico per la città. Si tratta del centro commerciale Tesco, un centro commerciale che è stato appunto adattato a diventare un centro di accoglienza per le decine di migliaia di profughi che arrivano dal confine. Qui vediamo come la guerra in un paese vicino comunque influenzi fortemente anche la comunità dei paesi confinanti. Questa è la zona dove arrivano gli autobus dai quali molto spesso scendono donne, bambine e persone anziane che stanno scappando dalla guerra, accompagnate da vigili del fuoco, e tutta l'intera struttura oggi è presa in mano, è stata controllata dalla polizia. E mentre continuano ad arrivare autobus pieni di persone, qui la Caritas polacca e altre associazioni hanno organizzato un vero e proprio mercato, un mercato che non chiede soldi in cambio, ma che dona veramente dei generi alimentari, dei capi d'abbigliamento e dei giocattoli. Dopo essere arrivati con gli autobus dall'Ucraina, i profughi entrano sulla struttura alle mie spalle, che era un centro commerciale dove possono riposare e dove partiranno gli autobus che li porteranno in tutti i vari paesi europei. Fuori sul parcheggio ci sono numerose associazioni, numerosi gruppi scout e semplici cittadini che sono venuti qui ad aiutare e a dare sostegno a questo popolo.